Ospiti oggi al nostro Hot Corner i due protagonisti dei Racconti del Mare, Luca Zunic e Kadim Faye. Ciao ragazzi. Ciao. E partiamo subito da che avventura è stata, visto che i racconti del regista Luca Severi racconta di un'odissea pazzesca in Puglia tra bagnanti e brutto tempo. Guarda, l'esperienza è stata incredibile perché già prima di girare Luca ci aveva detto che era un tipo di progetto diverso da quello che eravamo abituati, una maniera di fare cinema molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto io e Kadim finora, e posso dirti che è stato veramente così. Abbiamo girato veramente in mezzo al mare, abbiamo girato su una barca piccolissima tutti i giorni, siamo stati dei pirati a tutti gli effetti e personalmente a me, poi non so Kadim, però a me mi ha dato tanta... cioè mi ha aiutato anche nel costruire il personaggio, perché io avevo veramente paura del mare, cioè giravo la testa a destra e c'era il mare, giravo la testa a sinistra e c'era il mare, c'era solo il mare, quindi veramente mi dava un senso di ansia che poi spero di essere riuscito a riportare sullo schermo. Per me come tipo di esperienza, sì, come diceva anche Luca, non avevo mai fatto, diciamo, del cinema indipendente. Quindi è stato la cosa bella per me è stata la sinergia che si è creata durante le riprese, perché comunque era molto intimo. Abbiamo fatto un film in 16 persone, quando andavamo a girare in barca eravamo 8 persone, strettissimi. Però la cosa, non ho mai visto così tanta passione, così tanto cuore, così tanta dedizione a fare questo progetto. Infatti io e Luca vedevamo, diciamo, tutti che erano così coinvolti a fare questo progetto, allora dovevamo fare uguale, se non di più. No, e quindi è stata un'esperienza per me che sicuramente mi rimarrà sempre nel cuore. E poi, come hai anche detto tu prima, questo fatto di girare proprio in mezzo al mare, in mezzo alla barca, distanti da tutte le persone, ha aiutato molto nella creazione proprio dei nostri personaggi, perché io veramente man mano che salivo in quella barca il personaggio è cresciuto, cresceva da solo, e quindi tutto molto bello come esperienza. Siamo stati veramente dei pirati. Ma vabbè, la chiave del film è il rapporto tra i vostri due personaggi. Come l'avete costruito? Voi non vi conoscevate? No, noi ci siamo conosciuti al provino e abbiamo fatto un bellissimo provino, mi ricordo, perché era già il secondo o il terzo, adesso non ricordo, però abbiamo fatto la scena io e lui per la prima volta e era uscita un'energia particolare. Infatti poi me lo sentivo che avrebbero anche chiamato lui, perché cioè, era quello con cui avevo fatto la scena meglio, perché avevamo anche chiaramente delle altre idee. E poi per quanto riguarda la creazione del nostro rapporto, lì si è consolidato veramente, nel senso che quando poi abbiamo avuto anche la fortuna di girare alcune scene di incontro nostre all'inizio, quindi avevo già la sensazione di essermi presentato, di averlo conosciuto. Poi man mano nel girare entri sempre più in connessione con l'altro attore, e così è stato. Sì. Poi comunque mi ricordo abbiamo fatto il viaggio anche siamo andati insieme in Puglia, siamo stesi in macchina, quindi comunque anche lì c'era un po' di bonding, abbiamo iniziato a conoscerci. E poi una cosa forse che ci ha aiutato molto, io e Luca sin dall'inizio abbiamo detto: guarda, teniamo tutti e due questo grande progetto, quindi siamo proprio sinceri l'un con l'altro, aiutiamoci, diciamoci quello che sentiamo, quello che non sentiamo in scena, proprio trasparenza totale. Sicuramente questa è anche stata una chiave per trovare, diciamo, questa connessione e questa empatia che si è creata. Poi mi ricordo anche, stavi parlando del provino, quando, a parte che era nata questa magia, io mi ricordo poi ci aveva fermato tipo dopo 30-40 secondi. Che è successo? Ti ricordo che è successo? Infatti gli avevamo chiesto: ma Luca, perché ci hai fermato dopo 30-40 secondi? E lui ci ha detto: guarda, dopo quei 30 secondi erano bastati per
per capire che eravate voi due, quindi è stato bello. Sì, il motore del film, di tutto il progetto è Luca Severi, appunto. Cosa vi ha colpito di più in lui? C'è questa energia, è un'onda. Sì, sicuramente l'energia che si porta appresso e che anche riesce a trasmettere alle persone, no? Perché quando ci parli i discorsi sono sempre molto interessanti. E poi un'altra cosa secondo me molto particolare di Luca, in senso positivo chiaramente, è la sua dedizione nel fare questo lavoro. Cioè veramente ho conosciuto poche persone che amano veramente fare cinema come ama farlo lui. I soldi passano in secondo piano, è veramente una cosa artistica e lo senti poi quando giri, e quello per me è impagabile. Fa la differenza. Sì, la sua visione, ha una visione del cinema che è molto... che non conoscevo, infatti poi mi ha fatto anche scoprire dei film comunque che non conoscevo, sempre indipendenti, e poi lui è molto empatico, e una cosa che io ho apprezzato molto è che ci ha dato anche molta libertà nel interpretare il personaggio, ci ha dato anche molta... comunque ci ha lasciato liberi nel creare, anche quando giravamo in scena non era tutto comunque molto rigido, devi fare questo o quell'altro. Infatti lui diceva: voi se sentite anche la necessità che esce un qualcosa, magari anche uno sbaglio poteva essere un punto non lo so da cui partire, quindi era vivo, stavamo proprio vivendo il momento, ci lasciava questa libertà di vivere il momento, e quindi questo sicuramente è stato molto bello, ci ha aiutato molto. Poi anche dalle prove che abbiamo fatto in ufficio, dalle prove che abbiamo fatto inizialmente anche prima, la settimana prima di girare in barca, è stato veramente tutta la crew. Ma che effetto vi ha fatto vedere il film finito? L'avete visto il film? Io l'ho visto, sì. Io sono un masochista e non ho voluto vedere il film, lo vedo direttamente. No, io non ce l'ho fatta stasera. perché... No, bello, adesso veramente non... l'ho visto sul computer, quindi diciamo che stasera l'emozione non mancherà sicuramente, anche se l'ho già visto, però è bello, veramente bello, e non pensavo che... Cioè, girandolo avevo questa paura costante, perché veramente c'era tanto lavoro da mettere insieme, e quindi avevo questa paura costante di aver sbagliato qualcosa nel portare il mio personaggio. E poi guardandolo invece mi sono reso conto che le scelte che ho fatto invece erano giuste, no? E quindi ho detto quello che penso quello che penso prima di girare deve essere solido, perché se cambio idea poi alla fine non riesco più a fare niente. Quindi è tutta su di lui l'attesa. Sì, io non posso dirti, perché proprio non ho voluto vedere il film apposta, perché ho detto volevo beccarmi, diciamo, tutta quell'emozione, probabilmente mi ammazzerò subito a guardare il film, però ho voluto intraprendere questa scelta e di beccarmi, poi anche guardarlo comunque in sala con le persone, poi ci saranno i miei genitori, i miei amici che sono scesi da Verona, e quindi anche godermi, diciamo, il film in sala con loro e guardarmelo con loro, e questo sì. Usate la musica voi per entrare nei personaggi? Sì, tanto, sì. Io sì, tantissimo. Io c'ho proprio anche comunque in accademia, quando creo un personaggio, quando la musica per me è un racconto, no? Quindi quasi io ad ogni personaggio che creo, ad ogni provino ho la musica, ogni personaggio ha la sua musica, e mi fa viaggiare, quindi anch'io quando magari ascolto prima di ogni provino, comunque anche prima di andare in scena, la musica per me è proprio la mia via di concentrazione, uso quella e mi fa viaggiare. Un artista preferito? Oddio, questa è una domanda molto difficile. Allora, perché io ascolto, non lo so, ho dei momenti dove cambio generi, però come artista preferito ti metterei Eminem e Tupac, perché sono cresciuto. Io sono cresciuto ascoltandomi, diciamo, comunque quel rap underground, e quindi tanto. Poi Tupac comunque era uno che parlava di razzismo, e quindi, diciamo, era molto visionario lui, anche nelle sue canzoni, quando parlava dell'America, non è pronta neanche ancora per vedere un presidente nero, diceva, era molto... E quindi sono cresciuto ascoltandomi Tupac, Eminem, 50,
Poi adesso comunque mi piace... Lamar? Adesso Lamar no, Kendrick Lamar. Sì, Kendrick Lamar, sì, forte. Kendrick Lamar, perché anche lui mi piace il suo modo di scrivere perché è poetico, pure lui, quindi pure lui mi piace, poi anche comunque Nasa Proki, nel rap italiano i Club Dogo, poi sono cresciuto con i Club Dogo che mi hanno dato molto, e negli ultimi anni comunque anche il cantautorato italiano, che magari non sono cresciuto ascoltandomi, diciamo, quel tipo di musica, quella cultura, diciamo, italiana, poi l'ho scoperta dopo, e tanto tipo di André, ascolto anche Celentano, ascolto i suoi pezzi e dico wow. Io sì, uso, sto facendo, tra l'altro sto studiando tanto in questo periodo, quindi spesso prima della scena, se devo toccare delle corde a me delicate, magari di miei passati, spesso utilizzo le cuffie per concentrarmi, metto il mood, una canzone nel mood nel quale voglio arrivare, e mi aiuta tanto, sì, è proprio una tecnica che uso. Allora, l'ultima domanda è un giochino che facciamo qui. Domani cena a casa vostra, potete invitare 4 persone, da Tupac a Allora, Luca io Severi. posso iniziare io? Vai. Allora, cena a casa mia non può mancare Elio Germano. E non può mancare Gue Pequeño. 4 persone hai detto? Non può mancare Anna Pennella, che mi ha inserito in questo mondo, quindi le devo sempre essere devoto. E quarta persona, chi ci mettiamo? Sì, Tupac, dai, può essere Tupac. Sì, Tupac, dai, può andare. Possono nascere bei discorsi. Escludiamo familiari, genitori in questa... Allora, Denzel Washington per me è l'attore preferito, e sia come attore che come gentleman che come ispiratore. Morgan Freeman, altro per me fuori classe. Io ti direi tutti attori probabilmente. Io ho voluto variare un po' perché sei troppo noioso. Sì, infatti metto l'altro. Ok, poi ti metterei un artista. Io sai, forse anche Bansky. Non so perché io metterei Bansky anche se non lo conosco, però quello è... Vorrei proprio, esatto. Bansky almeno posso dire Bansky. E Yvonne D'Abbraccio, che è la mia agente, manager, coach, che mi ha scoperto e mi ha lanciato in questo mondo, con cui comunque studio tuttora, e diciamo è la mia madre artistica. Grazie mille ragazzi. Grazie. Grazie a te.